Negli ultimi anni il commercio mestrino ha subito un duro colpo, la crisi, la ZTL che impediva a molte persone di recarsi in centro, il degrado. Oggi la città si sta rialzando e da questo presupposto nasce il Mestre Shopping District Fai Centro, un progetto che si pone l'obiettivo di rivitalizzare il tessuto commerciale cittadino, puntando sulla collaborazione tra comune, associazioni di categoria, camera di commercio e imprese. Per rispondere a delle esigenze e per dare il via al cambiamento della città che nasce però su un cambiamento che si è già svolto, perché ovviamente uno potrebbe domandarsi ma perché non l'avete fatto prima? Perché ovviamente c'erano tutti i tasselli da mettere a posto e adesso ovviamente in un contesto migliorato si parte con il distretto del commercio, si implementa il nome della città, Fai Centro, e si dà la possibilità a chi viene dal Veneto e chi anche viene come turista, perché non dimentichiamo che abbiamo più di 3 milioni e mezzo di presenze turistiche all'anno a Mestre, di usufruire del commercio di Mestre. Il progetto è stato presentato all'M9 a negozianti ed esercenti con l'intervento delle parti coinvolte che hanno evidenziato l'opportunità di fare sistema. Un modello nato con i commercianti di Zellarino che ha dimostrato di funzionare e che ora si espande a Mestre partendo da 14 negozianti che hanno collaborato attivamente per renderlo più funzionale possibile. Entro luglio il numero sarà allargato ad altre 50 realtà per poi coinvolgere quante più imprese commerciali possibili tra le 770 che sono radicate in centro. È stata anche realizzata un'app. È stata costruita sulle esigenze degli esercenti, quindi è come raccontare come vorresti realizzare un'applicazione e quindi è la massima customizzazione di un'applicazione informatica che ha come finalità quella di portare le persone al centro di Mestre, a visitare Mestre. Diventa un strumento per essere notificati delle occasioni di incontro, di eventi, di promozioni e anche l'idea di far rivivere la città, anche solo a livello di comunicazione, di avere uno strumento unico che è in tasca di tutte le persone.